L'intervento si pone all'indomani di accertamenti preliminari che hanno portato a valutare la presenza di insetti e di muffe all'interno di pasti serviti ai bambini di una scuola secondaria del capoluogo Berico. È quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nei piatti somministrati ai bambini di una scuola secondaria da una cooperativa sociale di catering fornitrice di pasti pronti a privati e mense scolastiche. Un'attività svolta nell'ambito del monitoraggio della qualità dei servizi di mensa scolastica. Il blitz è stato effettuato con il supporto dei funzionari del SIAM, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Usotto Berica. Dopo aver accertato la presenza di muffa nelle porzioni di pane per alunni celiaci e di formica nel dolce, l'attività del centro cottura di Monticello Conte 8 è stata sospesa. Le gravi irregolarità riscontrate si sono estese anche alla manutenzione e pulizia degli elettrodomestici, l'etichettatura e le modalità di stoccaggio degli alimenti. Non solo, sono stati inoltre contestati alla cooperativa 4.000 euro di sanzioni pecuniarie per altre violazioni riscontrate. L'intervento ha avuto ad oggetto il centro di cottura e di distribuzione della cooperativa oggetto di controllo, ove oltre alle irregolarità di natura igienico-sanitaria sono state altresì rilevate violazioni a livello delle posizioni lavorative. Infatti su 13 dei lavoratori presenti al momento del controllo, ben 2 sono stati trovati completamente in nero, mentre altre 2 ulteriori posizioni lavorative sono oggetto di ulteriori approfondimenti.